Ricordo sempre che a volte la politica è anche la gestione dell'arte dell'impossibile. Se si vuole si ottiene perché i meccanismi ci sono, i tempi ci sono, il contenitore è anche corretto. È chiaro che questa è una proposta che proviene dalla Lega e chiaramente poi la discussione non viene fatta viene fatta insomma a livello di vertici. Insomma, se c'è la volontà politica si può fare, questo fa intendere la senatrice vicentina Erika Stefani dopo aver presentato con i colleghi veneti a Palazzo Madama un emendamento per superare il blocco del terzo mandato per i presidenti di regione, che in Veneto significa solo e soltanto una cosa: consentire la rielezione di Luca Zaia. Un vero e proprio blitz in zona Cesarini nell'ultimo giorno utile per il deposito delle modifiche legislative al cosiddetto DDL consiglieri, attualmente in Commissione Affari Costituzionali. Giovedì mattina potrebbe esserci già una prima scrematura e discussione. Bisogna sempre crederci, bisogna sempre credere bisogna sempre avere fermo quello che è il proprio anche obiettivo o anche le proprie speranze. Poi chiaramente non credo che ci sia nessun problema a trovare comunque delle soluzioni. A questo punto si capirà quanto effettive siano le aperture arrivate recentemente dagli alleati di Fratelli d'Italia, su tutti Giovanni Donzelli e il ministro Francesco Lollobrigida. Lega Veneta alle grandi manovre a Roma, mentre a Palazzo Balbi si resta almeno ufficialmente alla finestra. Se devo essere sincero, voi non ci credete, lo so che continuate a non crederci, io non sto seguendo questa partita, voglio essere sincero nuovamente a dirvi, me lo dici te che stanno presentando l'emendamento, quindi non lo so. Di provocazione della Lega parla il Partito Democratico. Soltanto poche ore prima il segretario Dem Veneto Andrea Martella aveva usato queste parole ospite della nostra edizione del Mezzogiorno. Questa assurda telenovela del terzo mandato, il quarto per Zaia. Si va quindi alla conta, con quali conseguenze per la tenuta complessiva del centrodestra veneto, tutte da valutare.